Pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico, gravissime le accuse nei confronti di un 40enne allenatore veneziano. Omicidio e suicidio di Asiago, in queste ore l'autopsia sul corpo di Silvia Marzaro e dei genitori, perizia calligrafica sui biglietti trovati vicino ai corpi con la scritta "Maledetti". Manuel si è svegliato da Roma, il papà racconta a queste ore la tremenda consapevolezza della paralisi, intanto gli atleti del nuoto scendono in gara con una M al braccio. Contributo d'accesso, in questi giorni abbiamo sentito l'opinione delle categorie della politica, oggi ai cittadini che esprimono molte perplessità. In serata corteo di Forza Nuova a Mestre, presidio dell'Ampi per ricordare Ferretto, mentre in città continua la polemica sulle foibe. In Romania era riuscito a farsi passare per un luminare della chirurgia plastica, ma era un truffatore ben conosciuto a Venezia e non per i suoi successi accademici. Sport basket, altra grande prestazione oro granata in Champions League, l'Umana Reyer ha battuto anche Friburgo. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. Cronaca in primo piano, pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico, gravissime le accuse nei confronti di un 40enne allenatore veneziano. Conquistava la fiducia di ragazze minorenni del suo stesso ambiente e la usava per convincerle prima a inviargli foto osè e poi ad avere con lui rapporti sessuali. A un allenatore di 40 anni, residente nel veneziano, è stato notificato dai carabinieri l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi a 3 giovani, una delle quali non ancora diciottenne. L'uomo è indagato per adescamento di minori, detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minori. L'indagine, condotta dai militari del comando provinciale sotto la direzione della Procura di Venezia, è nata dalla segnalazione della madre di una delle ragazze, che aveva percepito i segnali di una strana relazione della figlia con l'uomo, per lo più svoltesi attraverso scambi di messaggi su WhatsApp, alcuni inequivocabili. Dalla perquisizione a casa dell'allenatore e dalle successive testimonianze con audizione protetta delle vittime, i carabinieri hanno scoperto che l'indagato aveva compiuto ripetuti atti sessuali con altre 2 ragazze all'epoca minorenni e deteneva vario materiale pedopornografico. Secondo gli investigatori, dopo aver convinto le ragazze alle prestazioni, l'allenatore le costringeva a tacere sull'accaduto con minacce e pressioni psicologiche. Ed ora l'omicidio-suicidio di Asiago della famiglia di Mirano. In queste ore si è svolta l'autopsia sui corpi di Silvia Marzaro e dei 2 genitori. Intanto emergono particolari agghiaccianti sulla tragedia. Sentiamo. Le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina si sono svolte nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Vicenza. L'esito degli esami autoptici sarà fondamentale per chiarire le cause esatte dei decessi dei 3 familiari, anche se l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti rimane quella dell'omicidio-suicidio. Intanto emergono particolari agghiaccianti sulla vicenda e sul rapporto tra figlia e genitori. Silvia sarebbe stata mossa da un odio profondo verso gli anziani genitori che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia di Asiago potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri nella casa di Contrada Pennar. 2 fogli, uno con la scritta "Maledetti" e l'altro lasciato in un cestino: "La pagherete tutti, Dio vi giudicherà, maledetti". La calligrafia, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio quella di Silvia. Elementi che potranno aiutare a far luce su quanto accaduto in quell'appartamento dove la famiglia Marzaro si era trasferita da qualche mese dopo aver lasciato la casa di Mirano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Silvia si sarebbe strangolata usando 2 cinture per accappatoio e sarebbe poi caduta battendo contro lo stipite della porta. Ma altre 2 cinture di stoffa sporche di sangue sono state ritrovate nel bagno. Non è escluso che nell'appartamento degli orrori intervengano i carabinieri dei RIS di Parma. Ci sono ancora diversi quesiti da sciogliere in un caso che sembra tutt'altro che scontato. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di Silvano Maritan, l'ex boss della Mara del Brenta, accusato dell'omicidio del 43enne Alessandro Lovisetto, avvenuto a novembre del 2016 in piazza Indipendenza a San Donà di Piave. I giudici hanno rideterminato le provvisionali, riconoscendo 200.000 euro per ciascuno dei 3 figli della vittima, anziché 100.000 come disposto in primo grado.
grado. La sera dell'omicidio Maritana e Lovisetto si erano incontrati ed avevano incominciato a discutere. Maritana aveva sempre sostenuto di essere stato aggredito dal rivale e di essersi difeso. Una versione questa alla quale né la procura, che aveva chiesto una pena di 24 anni, né i giudici della Corte d'Assise d'Appello avevano creduto, condannandolo a 14 anni per omicidio volontario e a 4 mesi per la detenzione abusiva del coltello che ha provocato la ferita fatale al collo di Lovisetto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello aveva chiesto una condanna a 21 anni di reclusione. Ed ora il dramma di Manuel Bortuzzo. Da Roma il papà racconta il risveglio del ragazzo, in queste ore la tremenda consapevolezza della paralisi. Intanto gli atleti del nuoto scendono in gara con una M sul braccio. L'hanno stabilizzato, ha aperto gli occhi, parla, lui già si rende conto che non ha gli arti inferiori, perché dai medici gli ha detto guardate che mi sento a metà. Ecco. Io sono convinto che queste sono cose che già lui le sa, perché qualsiasi persona si rende conto che non sente più le gambe. Il risveglio di Manuel e la consapevolezza di quelle gambe che restano lì, immobili. Le ore drammatiche al San Camillo di Roma raccontano di una prognosi che verrà sciolta domani. Manuel Bortuzzo ha parlato con mamma Rossella, con i familiari, con chi lo ha operato. I medici sono là attorno, ci sono i psicologi che cercano, anche quelli della federazione, di fargli capire che insomma siamo qua in questa situazione qua. Tutta la federazione è lì attorno, tutti i ragazzi del nuoto sono qui attorno. È normale, visto che ho scattato anche 2 foto, nel senso di dire sì, sono tutti là, sono piantonati là, sono ogni giorno che vanno a ruota, chi uno, chi l'altro. Gli amici restano lì, in corsia, per dare forza a un ragazzo che sognava le Olimpiadi ed ora deve fare i conti con la paralisi. Da una parte la diagnosi terribile dei medici, dall'altra la speranza in un miracolo. Adesso comunque primario ha detto per me no, perché non passa dalle scosse elettriche da sotto a sopra non passa, quindi se non passa vuol dire che è intero, quindi mettiamocela via, nel senso di dire ecco. Quindi, voi però avete ancora una speranza? Beh no, guarda, come si parlava con tutti, la scienza va sempre avanti su questo qua, negli ultimi 15 anni ha fatto miglioramenti. Intanto la solidarietà è un'onda immensa. Voglio che i genitori di Manuel sappiano fin d'ora, ha detto il governatore Luca Zaia, che per quanto riguarda cure mediche, ricoveri, riabilitazione, interventi sanitari di qualsiasi tipo e livello, il Veneto c'è e ci sarà, sempre. E poi la famiglia del nuoto, da Magnini a Paltrinieri, addetti, tutti in contatto con papà Franco. E dagli atleti la proposta a tutti coloro che sono impegnati in gare in vasca nel weekend: disegnarsi una M nera sul braccio sinistro in segno di vicinanza. E poi ci sono loro, i responsabili di quell'agguato maledetto ai quali la polizia dà la caccia. Franco continua a ripetere: non cerco giustizia, ma qualcuno deve fermarli. Io penso a mio figlio. Quando vedremo le persone in faccia capiremo la voglia che non succeda più questo, sì, che non succeda più, perché la giustizia ha il suo corso. Guarda, io non ho 2 chiamate sole ho fatto al comandante e 2 parole mi ha detto: io non mi fermo, vado avanti. E proprio nelle indagini sull'agguato a Roma ci sarebbe una svolta in questi minuti. Ci sono infatti 2 sospettati per il ferimento di Manuel Bortuzzo. I 2 sospettati sono in questura e gli inquirenti li stanno interrogando proprio in questi minuti. Ed è di poco fa anche il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ringrazia le forze dell'ordine per l'operato.
arrestato e dice: gli infami che hanno sparato devono marcire in galera. Spero vengano individuati con certezza al più presto possibile. Naturalmente vi terremo aggiornati sugli sviluppi nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare del contributo d'accesso a Venezia. In questi giorni abbiamo sentito l'opinione delle categorie economiche, della politica. Ora sentiamo cosa ne pensano i cittadini. Cosa ne pensa del contributo d'accesso per andare a Venezia? Penso male, perché mi sembra superfluo e creerà ingorghi e soprattutto scontenterà un sacco di gente. In linea di massimo potrebbe essere anche buona, non so come dal punto di vista fattibile sia fattibile, insomma, con i blocchi, con i cancelli, non so. Cioè, prima di parlarne bisognerebbe prima studiare come metterle in piedi e poi enunciarla. Invece mi pare che come al solito si fa al rovescio, prima si enuncia la tassa e poi si pensa come applicarla. Vede che casino che c'è, ecco, e lo combinano i veneziani, ma soprattutto la gente che viene da fuori, quindi sono d'accordo. Sì e no, a seconda, cioè va bene perché Venezia è una città che ha bisogno di molto, però credo anche che ognuno debba vedere quello che vuole in qualunque momento, senza chiusure, cioè questo è brutto, ecco, è squallido, però capisco anche che Venezia è una città particolare e proprio perché è particolare tutti dovrebbero vederla. Secondo me è giusto. Perché? Per togliere la massa. Che bisognasse un attimino gestire i flussi, sono d'accordo col ministro, però arrivare al punto di far pagare la gente non lo so se sia bene, anche perché comunque in linea di principio sì, ma non vedo il modo di poterlo mettere in pratica, tutto qua. Potrebbero esserci attimi di tensione questa sera a Mestre per un presidio organizzato dall'ANPI in piazza Ferretto, presidio al quale parteciperà anche il Partito Democratico, per commemorare Erminio Ferretto, capo partigiano, e quasi in contemporanea è prevista anche una manifestazione di Forza Nuova che ha annunciato una fiaccolata contro lo spaccio ai centri sociali. Le forze dell'ordine cercheranno ovviamente di ridurre al minimo le possibilità di attriti tra i due cortei, organizzando appositi schieramenti proprio per non far incrociare i due gruppi. E nell'anniversario della morte di Erminio Ferretto il Comune di Venezia celebra i partigiani, ma avverte l'ANPI la si smetta di mettere in discussione la tragedia delle foibe. La figura di Erminio Ferretto, partigiano cui è intitolata la principale piazza di Mestre, è stata ricordata con una semplice cerimonia a Mogliano, dove il 6 febbraio del 1945 questo eroe della città fu assassinato dai fascisti. Credo che sia stato giusto oggi, assieme alla città di Venezia e a molti ragazzi delle scuole, ricordare questa figura di questo nostro eroe Erminio Ferretto, a cui la città ha dedicato la piazza più importante di Mestre, piazza Ferretto, ma che vorrei sempre ricordare, e ho spiegato ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che se oggi siamo in pace, se l'Europa vive 70 anni di pace, è grazie a queste persone che con la loro vita ci hanno portato alla libertà. Proprio per l'importanza dei partigiani nella storia di questa città, sostiene l'assessore comunale Renato Boraso, alcune uscite dell'associazione che dei partigiani porta il nome a Venezia addolorano ancora di più. Il riferimento è alle prese di posizione contro il film Red Land, proiettato ieri sera al Cinema Rossini per ricordare la tragedia delle foibe. Sono molto dispiaciuto, per carità, di vedere che qualche rappresentante dell'ANPI esce con valutazioni, dico incredibili sinceramente. Sarebbe bene vedere il film con serenità, io l'ho visto 3 volte, è talmente bello che l'assessore Boraso l'ha visto 3 volte e sinceramente è una ricostruzione storica di una vicenda di Norma Cossetto che basta solo osservare attentamente e in silenzio il film. Torniamo ora a parlare di spaccio di droga a Mestre. Aumentano gli spacciatori nella zona del parco di Villa Querini. Sentite l'appello di un cittadino.
Il problema dello spaccio a Mestre non è ovviamente debellato nonostante i recenti blitz delle forze dell'ordine con conseguenti arresti ed espulsioni. Ma se prima il centro nevralgico era quello di Via Piave e dintorni, ora gli spacciatori stanno trovando mano a mano altre zone. Una di queste è il parco di Villa Querini, nello specifico, denuncia un residente, la zona di Via Olimpia. E sono sempre in 7-8 ragazzi di colore che appunto nel transito delle palestre qui alle mie spalle fuoriescono appunto studenti o piuttosto persone che vanno a fare ginnastica e vengono appunto adescati da questi signori, e ultimamente c'è stata anche addirittura una segnalazione che un ragazzino da 15 anni è stato adescato e gli hanno dato appunto una dose in omaggio, perché adesso si vede, fanno gli sconti anche loro. Come dichiarato anche dai carabinieri giorni fa, Mestre si rivela il crocevia degli spacciatori. Questi personaggi che magari non avranno fissa dimora, non hanno permesso di soggiorno, sono conosciuti alle forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro veramente meraviglioso, perché hanno veramente debellato gran parte di questi spacciatori nella nostra città. Però queste sacche appunto isolate fanno veramente male alla città. Insomma, questi signori qui poi ho saputo che vengono da altre province, del Padovano, del Vicentino, del Veronese, vengono qui a fare la tentata vendita. Dopodiché, quando hanno venduto le loro mercanzie appunto di questo genere, se ne tornano a casa con il malloppo. Cioè, io voglio dire, queste persone non hanno né arte né parte, non hanno permesso di soggiorno. Vogliamo dargli una pena giusta? La rabbia tra i residenti è tanta. Dobbiamo mobilitarci, dobbiamo prendere coscienza, e le istituzioni qui del territorio si hanno veramente molto, ma molto da fare. Però è come non so nemmeno io come definire, è una situazione che sta proprio precipitando, bisogna prendere delle decisioni drastiche, anche impopolari. Noi non siamo razzisti per nulla, però a un certo punto all'italiana dobbiamo pensare anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, che futuro gli diamo. In Romania era riuscito a farsi passare per un luminare della chirurgia plastica, si trattava invece di un truffatore ben conosciuto a Venezia, ma certo non per i suoi successi accademici. Aveva inventato un nome falso e operato per 2 anni in 4 strutture sanitarie romene come chirurgo plastico, ma il suo unico titolo di studio non falsificato era il diploma di terza media. Matteo Politi, veneziano di 39 anni, aveva scelto la Romania per crearsi dal nulla una nuova identità dopo alcuni guai con la giustizia italiana. Così era nato Matthew Maud, luminare della chirurgia plastica specializzato in interventi al seno, con una sfilza invidiabile di titoli e riconoscimenti dalle più prestigiose università statunitensi, tutti rigorosamente inventati, con abbastanza abilità da ingannare il sistema sanitario del paese est europeo, ma non i giornalisti di un quotidiano del luogo che hanno scoperto la verità dopo le segnalazioni di alcuni infermieri. Il presunto chirurgo ignorava infatti le più elementari regole della sala operatoria. Sconosciuto in Romania, Politi era invece notissimo a Verona, dove nel 2011 aveva patteggiato una pena di 1 anno e mezzo per aver sottratto l'identità a un vero medico, riuscendo a esercitare abusivamente la ben retribuita professione. A scoprirlo la polizia municipale del comune Scaligero. Questa mattina alle 8:30 un tir in transito sulla A4 è finito fuori strada schiantandosi nella scarpata a lato della carreggiata all'altezza dell'area di sosta Fratta Nord nel territorio di Teglio Veneto lungo il tratto tra La Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Nello schianto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, poi soccorso dai sanitari del 118. Da capire il motivo per cui l'autista abbia perso il controllo del tir che stava trasportando un carico di pellet ed è rimasto completamente distrutto nello schianto. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, il personale di autovie e di vigili del fuoco. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Nuova denuncia del PD di Venezia sulla situazione degli asili comunali. Sono decine le famiglie veneziane rimaste escluse dalle graduatorie per far entrare i propri bambini negli asili comunali. Se per Mestre le strutture sono al completo, denuncia la capogruppo PD H Farsetti Monica Sambo, diverso è il discorso per la città storica.
Vi sono alcuni asili che, pur avendo una capienza massima superiore, sono stati attivati un numero di posti. Faccio un esempio per tutti: il Gabbiano ha 50 posti di capienza massima, ma sono stati accolti solo 30 bambini. Basterebbe assumere un insegnante in più per accogliere 6 bambini che hanno fatto già richiesta di poter entrare anche con la seconda graduatoria, che è quella, diciamo, che scadenza a novembre. Il PD chiede di accelerare l'assunzione delle 6 insegnanti attualmente presenti nella graduatoria per la stabilizzazione e di avviare nuovi concorsi sia per i nidi che per le materne. Emblematico il caso del Duca d'Aosta, spiega Sambo, dove è rimasta una sola maestra a gestire una ventina di bambini. Mamma e papà ci hanno contattati per esprimere la loro preoccupazione. Riteniamo sia assolutamente necessario che ai bambini venga garantita la massima presenza delle maestre all'interno degli asili stessi, quindi su questo faremo assolutamente battaglia. Ed ora lo sport, basket, altra grande prestazione orogranata in Champions League, battuta anche Friburgo. 72-62, un'altra vittoria in casa orogranata. l'Umana Reyer ha battuto anche Friburgo. Siamo contenti di questa vittoria perché abbiamo chiuso un girone difficile, duro, equilibrato, al secondo posto, giocando secondo me un grande girone e anche facendo 10 vittorie, che rappresenta il record per questo club, quindi un altro risultato di prestigio. Già qualificata ai playoff col secondo posto dopo il successo di Nanterre, la Reyer ha onorato fino in fondo l'impegno, chiudendo la prima fase di Champions League con 10 vittorie su 14 partite. Qualifichiamo ai playoff, adesso vedremo chi ci toccherà, però siamo molto contenti. Adesso abbiamo bisogno veramente di recuperare energie perché sono stati 10 giorni molto difficili e molto duri. È una partita che ci ha permesso di far riposare dei giocatori e di far giocare chi si meritava, come Thomas, di entrare in campo, e questo per me è molto importante. Un'occhiata alla nostra programmazione, dopo i TG torna 20:10, questa sera in studio il direttore del nostro gruppo Media Nord-Est, Luigi Bacciali, e l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Si parlerà di cinema e della neonata Veneto Film Commission. Ed è tutto per l'edizione di Venezia dei nostri TG. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, prosegue il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, qualche nube in più dal pomeriggio ma senza conseguenze. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime tra 7 e 9. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra 9 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato soprattutto al mattino. Dal pomeriggio invece la nuvolosità sarà in aumento un po' ovunque, ma sempre senza piogge. Temperature minime comprese tra -5 e 1 grado, massime tra gli 8 e i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.